Sicuramente la delusione è più, si sente di più perché noi abbiamo già buttato dei punti contro avversari più alla portata di loro o del Tormarancia della settimana scorsa. Purtroppo, avendo perso punti nelle partite precedenti, ormai dobbiamo farli contro chiunque, quindi questi sono punti persi perché noi contro un avversario del genere ce la siamo giocata alla pari, non abbiamo demeritato nulla. Poi lo sappiamo, gli episodi fanno la differenza e l'episodio a favore ce l'hanno avuto loro. Evidentemente ci hanno creduto un po' di più, anche se noi non possiamo rimproverarci nulla perché abbiamo dato il massimo. E purtroppo è andata così e noi dobbiamo pensare a vincere tutte le prossime partite. Noi siamo innanzitutto un grande gruppo e questo spesso fa la differenza. Abbiamo degli elementi che fanno la differenza e si vede dai video, si vede sicuramente che abbiamo 3-4 elementi di categoria superiore rispetto a questo girone, però purtroppo ancora i risultati ancora non ci danno ragione, quindi evidentemente sbagliamo qualcosa dal punto di vista mentale o di approccio proprio tattico alla partita, o magari a volte ci schiacciamo troppo o pecchiamo di uscire dal campo con la testa quando si verificano alcune avversità o che sia l'arbitro oppure un gol fortunoso subito. Però possiamo migliorare sicuramente.